l'impiego dei flap durante il decollo e l'atterraggio su piste corte. I flap sono utili per due motivi. Generano più portanza e provocano resistenza, rallentando la velocità dell'aeroplano. Prima del decollo dovrai estendere i flap di una tacca premendo il tasto F7. Se desideri vedere in che modo i flap modificano l'aspetto dell'ala, passa alla vista osservatore premendo il tasto F10. Per ritornare alla vista abitacolo virtuale, premi F9. Per avviare il motore, premi CTRL-E. Prova a decollare quando raggiungi 55 nodi e prendi quota a 60 nodi, sfruttando così il miglior angolo di salita di questo aeroplano. Tira adesso verso di te per sollevarti. Ottimo decollo. Adesso che sei in volo, ritrai i flap premendo il tasto F6. Il punto di atterraggio sarà la pista di Lower Loon, a sud della posizione attuale. È molto corta e circondata da colline, pertanto l'atterraggio sarà difficile se ti avvicini dalla direzione sbagliata. La rotta migliore per Lower Loon segue la valle del fiume per evitare di sopra. In fase di avvicinamento a Lower Loon, inizia a ridurre anticipatamente la velocità in preparazione dell'atterraggio o ad eseguire una virata stretta se devi invertire la rotta.
Se ti avvicini a più di 60 nodi, potresti non essere in grado di arrestare la corsa prima di raggiungere gli alberi alla fine della pista. Riattacca e riprova.